Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. Sani, mi chiamo Fernando Menegatti e sto qua è l'Infovec, tutte le nuove in lingua veneta. Da spoda avere spaccai prosuri dei massimi storici una driude che l'altra in te l'ultime settimane, Bitcoin è l'esenarento di un vanti in driude tressa correzione. De botto driu perdere quasi $10.000 di vaimento in te un sol dì. Vender passà è l'Otto Zenaro 2021, la più grande criptomoneta del mondo, la gaso un sesto, il suo vaimento record in dollari. Cotada intorno ai $41.700, tenendosi così fin la ultima domenica mattina il 10 Zenaro, co che il 6 scumisia una rabaltada 3 sassà. Al meso boto dell'uni 11 ora di Brasilia, la cavedal brasiliana, Bitcoin il getacheaso il suo cascar de 16%, cotato a $33.360. Da spoda rabaltarsi più di 20% avanti all'atto. Non che sia mia ninguna nuova che la ne spiegasse la rabaltada della moneta digitale. Driu segnarne che il vanti in driu il gapida con una correzione da spolso grande tresso rallì che il gai scomisia in l'ottobre dell'anno passato. Da quel tempo fin qua, Bitcoin si aveva ingrumà un vaimento di 280%. In testo avanti in drio, par via di correzione, la rabaltada bel che vedesta non la che tocca sol che il Bitcoin. Tutte le 10 più grandi criptomonete del mondo le è stata caiso, desbrocando fuori una perdizione soran al 10%. Ai scomio de Tether, che driu vardarga il suo vaimento in coccolà al dollaro, la si sempre praticamente standiva. Sani, mi chiamo Fernando Timosi e sto qua l'Infovec, tutte le nuove in lingua veneta. Fenestre spaccai, sbari, barufa, la folla rabbia, occhiellante, bombe. Na polizia atrapada in un dei corpi di sicurezza più sgaio del mondo, dominata na popolazione senza la pratica militare o nessun altro tipo di organizzazione. L'edificio in questione la sta niente manco che il Capitolio americano e la situazione la ne mostra il potere dell'uomo normale che si sta ciappando una idea giusta o sbagliata, come che vi par meglio avu. Mercury, si è Zenaro, na folla ingresia la rompe rento le porte e le finestre del Congresso americano che ieri riunito per certificare la vittoria di Joe Biden in tele elezione presidenziale del 2020. Il congresso, stremio, la sta urta fora compressa dalla porta da driu delle spalle, ora che i pandenti ieri driu venga rento dalla porta principale. Presto, tra le parole de reorta e il fraseo de oiete iconiche della Repubblica Americana, si scomissa un barocco de sommeie e video bizzarri, una collezione de selfie, driu far su e personaggi de sto momento unico della storia, personaggi che fa l'uomo vestito de vichingo, paron de un gruppo sull'internet, andoi che si crede che il coronavirus l'è una bugia. Jake Chansley è il vichingo stesso e dice che il può vedere in 5 dimensioni. Chansley l'è conosciuto fa il sciaman della teoria canon, che la descobre che l'America l'è dominata da una elite satanica e pedofila e che la vadriu di un culto cabalistico. Ma il poster boy della rivolta l'è stato Richard Barnett, dall'estato dell'Arkansas, che bravamente il sentaso della carrega di Nancy Pelosi, la presidente della Camera, e da spo il che mette sui peso la tavola del mesà, fendo che la successione fotografica indegoio alla fama. E così tale sta il climax della opera trampiana impiantata su dal movimento Femo l'America grande un'altra volta, che il motivana troppo ad americani che crede che l'America la se andà fuori della sua strada. Adesso il libro di storia gli gavarà un racconto nuovo, diverso da quel roman, Veni, Vidi, Vici. E il conto americano e sarà registrato per sempre come Veni, Vidi, Selfie. Sani, mi chiamo Marcos Daniel Zancan e sto qua l'Infovec, tutte le nuove in lingua veneta.
La central hidroelétrica di Itaipu la registra nel 2020 la più meia produttività della sua storia. La está fazendo su para um acordo internacional tra il Brasil e il Paraguai nell'anno di 1973, sapendo che la central la sente il Rio Paraná, che le fa il confine tra le due nazioni. Le opere le gas cominciarono nel 1975 e la produzione di energia in 1984, solo che con unità produttiva. Il total di 20 unità di produzione les está impiantando fiazetto all'anno e l'ultima la está finita nell'anno 2007. La capacità totale di produzione di Itaipu la è di 14 gigawatts con una capacità di 700 megawatts ogni unità produttiva e così la diventa la più grande produttora di energia netta e rinnovabile del mondo. Nel 2020 Itaipu la si gasmusa con la più grande mancanza di piova della storia. Stesso così la registra la meglio produttività dei suoi 36 anni di attività. Tutto questo è stato possibile perché Itaipu la ha ottimizzare il più possibile della produzione di energia, doprando tutta l'acqua che la era driu rivar, senza perdere niente. La produttività nel 2020 la si ha sbrocca fuori i 1.087 megawatt medi per metro al secondo, un sciantin superiore alla produttività del 2009 che la sta la seconda meglio produttività della storia. In pratica, Itaipu la ha doprato al massimo la sua materia prima, l'acqua, driu produrre energia di più acqua de manco. Tanto per fare una comparazione, l'energia elettrica prodotta da Itaipu nel 2020 la sarebbe la stessa di quella doprata in tutto il mondo in 1 dì e 5 ore, dal Brasil in 58 dì, dal Paraguay in 4 anni e 5 mesi, nella città di Foz do Iguaçu, dove si cata la central, in 131 anni e 6 mesi. Infovec, il programma Veneto Brasilian delle nuove in lingua veneta.